Ciao Cicciuzzo, ciao Daniela. Ciao, Ciao, Qual è il vostro nome completo? Daniela Casamento, io mi chiamo Francesco Nobel, però mi conoscono come Ciccio. Diteci la vostra età. 29. Cino è 41. Come vi siete innamorati l'uno dell'altro? Dall'apparenza, E mi ha fatto tutto, diciamo, mi ha fatto innamorare. Da quanti anni state insieme? 7 anni. È quasi 8 anni. Però in questo momento abbiamo 7 anni, devo fare 8 anni. Ciccio, come giudichi Daniela come moglie? Oh, buona, diciamo, affettuosa, tutto, diciamo. Vabbè, ogni tanto, diciamo, può capitare un piccolo, diciamo, la ruota si arrabbia, vabbè, è una cosa normalissima, diciamo, tutte le persone questa cosa. Daniela, come giudichi Ciccio come marito? A posto. Quali sono i vostri passatempi? I miei passatempi sono giocare, divertirmi, diciamo, quello che c'è da fare. Casalinga, mamma a tempo pieno, andare a passeggio con mio marito, uscire in famiglia. Mi piacerebbe avere le mie figlie a fianco, viaggiare. Vi ricordate la prima volta che avete fatto l'amore insieme? Sì, mi ricordo. Sì, Dove lo avete fatto? La prima volta sul letto. nel letto. Ciccio, quale sorpresa ti piacerebbe fare a Daniela? Sorpresa, allora, l'altra volta mia moglie, diciamo, mentre che dormiva, si ricordava che io ci ho comprato un gioiello d'oro, collana. Comunque io l'ho portato dal sonno, l'ho portato da una gioielleria, mi ha detto. Dice che io infatti mia moglie dice che cosa significa, diciamo, questa cosa che mi è venuto tutto dal sonno. Se è una cosa buona, non è una cosa brutta, io porto sempre una cosa buona. Daniela, quale sorpresa ti piacerebbe fare a Ciccio? Un cuore grande, con scritto ti amo. Diteci il vostro peso. Al momento non lo so, perché non mi sono pesata più. Però, non lo so, sulle 45 kg, 35 kg lì. 35 kg. Ciccio, dici qualcosa che vorresti dire a tua suocera. Una cosa che ci posso dire a questa ignorante, perché chi si mette una chiappa in testa e secca a modo all'acqua, non va a chiamare più. Sta pezza di frare ciuma. Che ce ne va bene di una con la potere camminare più. Se c'è vero un signore, lo dico ora adatamente, deve asciugare e ce la tagliare le armi. Se c'è vero un signore, mi può sentire, un miscando. Daniela, cosa vorresti dire a tuo suocero? Che lo voglio bene, l'ho trattato meglio di mio padre, anche che mio padre è ancora vivo. Che lo porterò sempre avanti con noi, finirò di curarlo io e lo assisto, continuerò ad assisterlo. Quando andate a fare la spesa, qual è la prima cosa che vi piace comprare? La prima cosa che compro per la casa è, diciamo, la spesa. E le cose per mio padre, tutto quello che ci vuole, la luce. E se ci fossero le mie bimbe, la prima cosa che io faccio, compro le cose per le mie figlie e poi per noi, diciamo, per tutta la famiglia, va. Faccio la spesa per la pasta, la salsa, tutto quello che ci vuole, il latte. Ciccio, da 1 a 10 quanto ami Daniela? Io da 1 a 10, 9. Daniela, da 1 a 10 quanto ami Ciccio? Da 1 a 10, 15. Se poteste tornare indietro nel tempo, quale cosa non fareste? Io, diciamo, se potessi tornare indietro, diciamo, parlando sinceramente, no, non perché c'è mia moglie davanti, cioè stasse da solo, va, non volessi più a nessuno. La vita me la prendesse come me la volessi gestire io. Oddio, se tornerei indietro non ci sarebbe nulla che non farei, però continuerei a sopravvivere. Se dovreste fare un viaggio, dove vi piacerebbe andare? Allora, io la prima gita che io dovrei fare con mia moglie, anche soprattutto che c'è mio padre, me ne andasse dall'America, la prima cosa che io farei. E poi l'ultima cosa che io dovrei fare, mi piacesse incontrare Supercar, Kit, quella macchina parlante. Questa cosa ogni volta io mi sento questa macchina nel sonno, che è tipo che la veste io questa macchina.
Bologna, Germania, Bari, Genova, perché mi hanno detto che il posto degli innamorati è Genova, Venezia e altro. Cosa pensate della politica italiana? La politica giustamente non mi è piaciuto mai, mi piace avere sempre cose buone, non cose brutte, perché sinceramente anche la cosa brutta non mi piace avere sempre, come si dice, rispetto per bene, va. Non mi piace mi piace la sincerità, non mi piace mai essere maligno con la gente, ma la gente non essere maligno con me, non essere giusti, amici giusti, fedeli, va, perché ci sono certi amici che sono qua cani. Politica, della politica proprio non è il mio caso, non è alla mia altezza. Cosa pensate della mafia? La mafia è brutta, quella che è la mafia è brutta, a me non mi piace, va. Mi piace avere sempre cose buone. La mafia è troppo brutta, di una scansa quel che si ci mette. La mafia io non ci sono stata mai infiltrata, però so che è una cosa brutta. Entrando poi uno se ne esce rischiando ed è una cosa molto brutta. Cosa pensate dell'Italia? Ma insomma, diciamo, l'Italia mi piace, però è bella, è giusto perché io ci sono nato della mia terra e mi piace stare in Sicilia, sia che in Sicilia che l'Italia, però mi piace stare sempre fuori nazione, va, mi piace giustamente. Sì, l'Italia sì, perché l'Italia si trova Alta Italia, invece qui sotto siamo il reparto di Sicilia e la Sicilia è anche bella, però dipende come il comune, lo Stato, il sindaco riesce a portarla avanti. Credete in amore? Sì, Sì, ci credo, certo che ci credo, amore, ci sono certi uno che non ci credono. Cosa pensate degli omosessuali? della sessualità, mi piacciono gli uomini, in particolare mio marito, però non sono per fortuna lesbica e non lo so, spero che non lo sarò mai. L'omosessuale di certe cose non va bene, di certe une, ma di certe cose diciamo delle donne mi piacciono le donne. Ci sono certe une no, che non fanno né parità manco di spirità. A me questa cosa non mi piace. Anche per esempio certi uno che sfruttano la famiglia, non mi piace, per esempio ci sono botte alle mogli, io li odio. O soprattutto anche le madri che le figlie li mettono, o quei che mettono da fusta la monnezza, i bambini, quelli che mettono sopra il treno, sopra il balcone del treno e trovano tutte le piccoline. A me mi dà fastidio. Cioè sfruttare i bambini, va, non mi piacciono. Siete favorevoli o contrari ai gay? Al contrario. Io non sono a favore, io sono scontra, non ne posso vedere. A me mi piacciono le donne che fare quei finocchi, non me ne ha bisogno la mia. I gay mi fanno schifo le gay. E lo dico con tutto il mio cuore qua, di Ciccio Napoli. Non ce n'ho paura io, lo dico adattamento, non ho paura di nessuno perché io in questo momento, non c'è nessuno, mi faccio sempre i fatti miei, sono sempre a casa, purtroppo il lavoro non ce l'ho, c'è quando ce l'ho, c'è quando non ce l'ho. E purtroppo allora, certe volte mi capita qualche lavoro qua, però ora siccome io avevo, diciamo, c'ho un cugino che si trova a Bolzano, speriamo che questa cosa che si risolve, diciamo, mi fa lavorare. In amore vi piace essere romantici o trasgressivi? Romantico. Romantica e trasgressiva. Ciccio, cosa pensi degli uomini che tradiscono le mogli? Che questa è brutta, perché come il marito. E la moglie che può tradire sia che la moglie di una parte all'altro. E io non sono contrario a questa cosa. Mi piace dire, io ho 7 anni che sono con mia moglie e io non l'ho tradita mai. Stiamo sempre, oddio, della casa c'è qualche discussione, ma una cosa è normale per tutte. Però ci sono certe une che sono maligne, che hanno la moglie e ci piace avere altre persone. No, a me non mi piace questa cosa. Mi piace stare in vita come uffici con mio padre e mia madre. Ringraziando a Dio, mio padre e mia madre mi fecero e sono qua. Daniela, cosa pensi delle donne che tradiscono i mariti?
Io le donne che tradiscono i propri mariti non li riesco a sopportarli. È come se fosse un inganno. Cosa pensate della prostituzione? La prostituzione è brutta perché quando una donna se ne va a prostituirsi è una cosa troppo brutta e purtroppo loro lo fanno per mangiare perché non avendo un lavoro effettivo dove impegnarsi, purtroppo deve fare questa strada brutta e io non sono contrario, sono scontrario a questa cosa. Non mi piace, mi piace avere, cioè oggi come oggi la vita è bella per tutte, sia che bambine che adulte, però con le cose giuste, non con le cose sbagliate. Perché avere cose sbagliate prima o dopo, come si dice, pigli una pietra e te la butti dal piede, tu stesso, dalla tua faccia. E non solo a parte questo, perché poi la moglie si mette in capo selvaggio, dice come tu a me e te ne va con altre persone, allora e si sportano e finisce giusto poi ci sono i bambini e i figli che ci ingagliano, poveri bambini dei padri e madre. La prostituzione è una cosa molto brutta, una cosa negativa. Secondo voi le prostitute dovrebbero esercitare in strada o in case chiuse? Allora, per norma legge avessero a stare in casa, perché ogni volta che uno va, per esempio a Mazzara, e vedo tutte queste signore che sono anche soprattutto sotto l'acqua, per fare giustamente non è che loro perché lo vogliono fare, perché sono costretti a farlo questa strada perché è brutta così, perché non avendo un alloggio, un lavoro effettivo giusto per lavorare, purtroppo devono fare questa strada e non va bene, va male, non va bene. Poi ci sono tutti i bambini che passano di loro con padre e madre, abbiamo tutta questa porcheria. Poi soprattutto per esempio lo ti butto la munizia della strada qua, tutto un casino, cioè, specialmente Campobello di Mazzara non funziona completamente, a posto di in avanti vanno a rire Campobello. Siccome ultimamente l'assistenza sociale lo dico adatamente, mi può pure sentire, non mi scando di lei, non mi scando. Perché non ce n'ho paura di questa assistenza sociale a Campobello, ma che viene soprattutto su posto casa con le carabinieri e mi viene a pigliare le mie figlie, perché le mie figlie ringraziano a Dio non ci mancava niente, mia moglie se le puliziava bella adattamento, tutte belle sistemate, mio figlio salvato all'asilo. E purtroppo da cose nutre di mia suocera che manco la calcolo di solito per me è morta e sepolta, non esiste sopra la faccia della terra. Mi può sentire mio cognato Mario, mi può sentire mia cognata Serena, mi può sentire tutta la sua famiglia, io non ce n'ho paura, loro c'hanno a avere paura da me, non perché io ringrazio a mio cognato Mario e a mia cognata Serena che quello che hanno fatto in capo ai miei figli li posso ringraziare, però hanno a stare attento a quello che fanno. Perché se torna il re io vado dallo giudice e ce lo vado a dire, è un miscando, perché è giusto se uno si affronta ai bambini, se la va a affrontare fino alla fine, giusto è. Secondo me le prostitute farebbero meglio starsene a casa per i fatti propri e fare la loro vita normale, anziché di essere dove si trovano per adesso, a fare la malavita ed essere picchiati e ad obbedire quelle che dicono e non dovrebbero dire. Qual è il posto più strano dove avete fatto l'amore? Il posto più strano dove ho fatto l'amore? In cucina, anche che mi dispiace di ammetterlo. E a me giustamente mi avete a perdonare tutto quello che dico, purtroppo io sono così fatto, perché non perché io dico cose giuste. Oggi e domani anche che mi guardate su YouTube non mi dovete portare odio e rancore, perché io dico una cosa giusta, perché siccome l'assistente sociale una volta mi mandai il cartellino per farmi lavorare giustamente e poi tutto un colpo mi ha stazzato tutte le foglie e non mi fece travagliare e lui giudice sapeva che in questo momento io avevo a lavorare e non me lo fece fare. Ora secondo voi è normale? Cioè uno che aveva dei figli cioè per fare danni, per lavare i figli delle altre tutto va bene, va togliendo tutte le figlie e poi quando uno vuole fare una cosa non la fa fare, no? E dice ma che cosa ti ha detto? Mi ha detto, dice signor Napoli, se volesse cercare il lavoro non è competenza mia. Come non è competenza mia? Come lei ha detto il lavoro dell'assistenza sociale aiutare le persone, lei dice ruba e lei fa questa cosa qua. Salutate i vostri fans. Va bene, vi ringrazio. Vi saluto da Daniela Casamento da Campobello di Mazzara. Ciao. Ok, la vi ringrazio a tutte.
Ciao. Ciao Ciccio de Campobello. Io per tutte le europee, come all'America, Milano, Roma, Firenze, Cagliari, tutta la provincia, tutto il mondo. Quando siete su Strano Siciliano, vi aspetto tutte. Ciao. E adesso datevi un bacio.